Presidente Serracchiani, nel cuore delle istituzioni il documentario Resurì, realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, porta non soltanto una testimonianza, una documentazione, ma un messaggio molto importante per il presente. Siamo partiti dalle istituzioni centrali più importanti, anche perché allora fu così che si instaurò un corretto rapporto tra il governo e la regione a cui venne affidato il compito della ricostruzione e dello sviluppo, e la regione che a sua volta lo delegò ai sindaci. Quindi questo sistema, diciamo, allora politico-amministrativo che funzionò è un modello che ci portiamo ancora dietro e che ha fatto sì che partissimo proprio da questa istituzione. È un modello che porta dei messaggi importanti, però anche per quanto riguarda il futuro di questa regione e della sua specialità. Siamo riusciti allora a ricostruire, a rilanciare e a creare sviluppo. Oggi siamo di fronte sicuramente ad una crisi economica che con fatica stiamo cercando di superare, però siamo anche consapevoli che lo statuto speciale 40 anni fa come oggi si difende con i fatti tutti i giorni. Che cosa fu quella catastrofe? Chi la visse lo sa, però questo documentario permetterà anche alle giovani generazioni di conoscere quei fatti e ciò che accadde in quel terribile 76. Assolutamente, questo documentario ci dà la possibilità di raccontare quello che fu, sia nel momento drammatico e tragico della scossa, sia nei momenti successivi della ricostruzione e del rilancio. Ci permettono di raccontarlo a chi non c'era, a chi non ne ha sentito solo parlare o addirittura non ne ha sentito parlare affatto. Quindi vogliamo costruire su una nuova classe dirigente, su una nuova generazione, la possibilità davvero di capire che si può fare negli stessi luoghi e con le stesse materiali.